15 anni di contenzioso, in mattinata l'ok ufficiale da Fondazione Cassamarca e Camera di Commercio per il trasferimento di quest'ultima alla Piani. L'accordo da 30 milioni dal via alla riqualificazione di Piazza Borsa a Treviso. Raffica di furti nelle ultime settimane a Vedelago. Sindaco e assessore hanno deciso di scendere in strada a turno con gli agenti di polizia locale nei pattugliamenti straordinari. Auto di lusso venduto online a conti versati dai clienti e i venditori che spariscono. Maxi truffa scoperta da Guardia di Finanza e Carabinieri a Chioggia, coinvolto anche un 41enne di Spresiano. Il governatore Zaia convoca la consulta delle autonomie per il 5 marzo. Noi andiamo avanti per la nostra strada, dice il governo ha l'obbligo di rispondere. Festa della Lega a Prato della Fiera tra meno di un mese. L'evento torna a Treviso, intanto si fa il nome del sindaco di Treviso per l'incarico di commissario nazionale del Carroccio. L'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica sta portando alcuni benzinai a richiedere per il rilascio del documento una commissione. Siamo costretti, altrimenti chiudiamo, dicono. Il 13 marzo sarà premiata dal Capo dello Stato come Alfiere della Repubblica l'emozione della 19enne di Santa Lucia di Piave, campionessa di break dance, che ha sconfitto il bullismo con il ballo. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Lo avete dunque sentito in apertura, alla fine di un contenzioso andato avanti per 15 anni, quello tra Fondazione Cassamarca e Camera di Commercio per il trasferimento di quest'ultima alla Piani. In mattinata sì da entrambi i vertici all'accordo che dà il via alla riqualificazione di Piazza Borsa. È una giornata storica perché si chiude un'avvertenza che era aperta sul tavolo da 15 anni. Alle 9 il consiglio di amministrazione di Fondazione Cassamarca a Caspineda, poco più tardi nel palazzo di Piazza Borsa la giunta camerale. Accordo trovato senza dover ricorrere alle aule giudiziarie per il trasferimento di Camera di Commercio alla Piani. In mattinata, per pura scaramanzia, il presidente di Fondazione, Luigi Garofalo, usava ancora parole molto prudenti in attesa di una formale risposta dell'interlocutore. Posso confermarle che il consiglio di amministrazione di stamattina ha risposto a una lettera che aveva inviato il presidente Pozza, manifestando alla fondazione stessa la propria disponibilità a una chiusura amichevole del contenzioso a fronte dell'acquisto da parte della Camera di Commercio della Torre C, mi pare si chiami, della Appiani, in area Appiani, a fronte di un corrispettivo di 30 milioni. Camera di Commercio ne aveva messi sul piatto 28, Fondazione aveva rilanciato con 30 e su questa cifra si è messo fine a un braccio di ferro infinito. Abbiamo deciso di accettare l'offerta che Fondazione ha fatto alla Camera di Commercio, quindi ci sarà il trasloco operativo da parte della Camera di Commercio nella Piani, nella Torre C, e quindi direi che questa era la strada che mi ero prefisso all'inizio del mio mandato e che siamo riusciti a chiudere con la delibera di oggi. Cassamarca in pochi giorni si è assicurata oltre 42 milioni di euro di introiti. Camera di Commercio, che dovrebbe spostarsi alla Piani non prima di un anno, sblocca il rilancio non solo di Piazza Borsa ma di un'intera area che va da Piazzetta Giustiniani ai giardinetti di Sant'Andrea a via Fiumicelli e per la quale esiste già un progetto di massima condiviso con il Comune. Non a caso questa mattina in giunta camerale c'era anche il sindaco Mario Conte. Sarà a Camera di Commercio a procedere alla riqualificazione e solo poi a vendere i nuovi spazi. Qui ci sarà un presidio ovviamente della Camera istituzionale, perché rimarrà il Salone delle Conferenze, perché rimarrà l'aspetto istituzionale di rappresentanza e la promozione con la Fondazione, e poi ci sarà una riqualificazione che assieme all'amministrazione stiamo studiando, pubblico, misto, privato, e tutto è a divenire nei prossimi giorni. E in questa realtà ci stanno benissimo delle attività commerciali, non solo banche e uffici, ma bensì attività imprenditoriali. Appena ci sarà l'ok del MEF si andrà avanti velocemente per finire e ultimare i lavori che sono da fare nella torre. Adesso andiamo invece a Vedelago, dove assessori e sindaco hanno deciso di scendere in strada a turno con gli agenti di polizia locale nei pattugliamenti straordinari contro l'escalation di furti che sta tenendo sotto assedio alcune frazioni.
Dobbiamo anche noi dare la nostra massima disponibilità per vigilare sul nostro territorio, che in questo periodo è preso d'assedio, diciamo, da questa banda che non ci lascia scampo. Un comune sotto assedio, quello di Vedelago, in particolare le sue frazioni di Fossalunga, Casacorba, Cavasagra, negli ultimi 20 giorni nel mirino dei ladri. Un'escalation preoccupante che è stata al centro della riunione di giunta di ieri sera con sindaco e assessori che hanno deciso di scendere anche loro in strada accanto agli agenti di polizia locale nei pattugliamenti straordinari. Abbiamo deciso con tutta la giunta di scendere in campo in prima persona insieme al nostro corpo di polizia locale per pattugliare il nostro territorio e dare una risposta pronta e diretta ai nostri cittadini, di cui andremo a controllare noi direttamente il nostro territorio. Usciremo uno per sera insieme a un agente di polizia locale dei nostri ragazzi che lavorano, quindi saremo noi affiancati a un agente di polizia locale. Controlli che si concentreranno nella fascia oraria in cui si registrano maggiormente i colpi. Avverranno dalle 18:30-19 fino alle 22, che sono le fasce in cui abbiamo visto che vengono compiuti, diciamo, i furti. Un ultimo appello l'assessore Nicoletti lo rivolge ai suoi concittadini perché siano anche loro sentinelle sul territorio e segnalino prontamente alle forze dell'ordine movimenti o situazioni sospette. Continuiamo con la cronaca. Auto di lusso a prezzi stracciati, ma la truffa era dietro l'angolo, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza insieme ai Carabinieri. Maserati, Audi, BMW, Mercedes, auto di lusso a prezzi stracciati con tanto di acconto. Poi però del veicolo non c'era alcuna traccia. Un maxi imbroglio scoperto dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Venezia insieme ai Carabinieri di Chioggia. Una truffa ben organizzata da parte di soggetti operanti nel Chioggiotto che avevano pubblicizzato su siti internet presso autosaloni autovetture di lusso, si facevano consegnare un acconto e poi sparivano nel nulla. La Guardia di Finanza è riuscita a chiudere il cerchio sul maxi raggiro della concessionaria OK Auto di Chioggia, che dopo 3 mesi di attività a settembre scorso ha chiuso i battenti. Una truffa da 1 milione di euro, sequestri per 600.000 euro, 44 persone raggirate. Nei confronti di questi soggetti noi abbiamo ricostruito con certezza i passaggi. Non possiamo escludere che ci siano altri soggetti che siano stati truffati anch'essi, li invitiamo a rivolgersi alla Guardia di Finanza e ai Carabinieri per sporgere denuncia. Abbiamo ricostruito i flussi finanziari, siamo partiti dalle denunce dei truffati, abbiamo acquisito i conti correnti delle società e delle persone fisiche che gestivano queste società. Abbiamo ricostruito i singoli acconti versati, i bonifici e gli assegni. Ci hanno portato a individuare una serie di conti correnti di passaggio intestati a dei soggetti che poi abbiamo indagato per riciclaggio, che sono quelli oggi destinatari delle misure restrittive, e ci hanno portato a individuare i conti correnti all'estero. Gli indagati sono 15, dei quali 6 colpiti da un provvedimento di obbligo di dimora. Ai vertici del gruppo, secondo gli investigatori, ci sarebbero un 35enne di Caltanissetta, un 45enne di Cavarzer, un 51enne di Cismon del Grappa, un 41enne di Spresiano nel Trevigiano. Gli altri indagati vivono tra il veneziano, il padovano, il vicentino e la Sicilia. Ognuno nell'organizzazione aveva un ruolo preciso. C'erano i promotori, chi procurava i mezzi, chi faceva da agente, chi faceva provare poi ai clienti. Bisogna stare attenti a non farsi allettare troppo da offerte allettanti a prezzi bassi, verificare sempre chi sia il proprietario, verificare se il concessionario a cui ci rivolgiamo è effettivamente un soggetto operante sul territorio, se è un consolidato, e esaminare sempre la documentazione che viene esibita, i passaggi di proprietà, e nei casi dubbi di rivolgersi all'autorità. Intervento delle volanti ieri sera in via Roma a Treviso, un gruppetto di ragazzi infastidiva gli avventori dei locali. Giunta sul posto la polizia ha notato alcuni giovani, di cui 2 visibilmente alterati dall'alcol, discutere tra loro, portati in questura per gli accertamenti. Sono stati denunciati per alterazione alcolica e molestie nei confronti di altri soggetti. Una volta usciti, uno di loro ha iniziato a inveire contro i poliziotti fino ad insultarli. Si tratta di un nepalese di 30 anni che poi è fuggito verso Viale della Repubblica, ma è stato bloccato da altri volanti e riportato in questura. L'uomo ha aggredito con calci e pugni gli agenti ed è stato arrestato per resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.
Ed ora parliamo di autonomia con il governatore Zaia che dice: io vado avanti per la mia strada, e per i primi di marzo convoca la consulta delle autonomie. E il 5 marzo mattina alle ore 10 ho convocato la consulta, ve lo annuncio in anteprima, la consulta delle autonomie, e presenteremo tutto il progetto perché per noi si va avanti. Vado avanti per la mia strada perché ritengo che l'autonomia sia l'unica soluzione, ma dal governo mi aspetto una risposta. Così il governatore Zaia, che convoca la consulta delle autonomie, un chiaro messaggio della volontà di guadagnare ancora metri nel percorso verso la meta dell'autonomia. Siamo partiti dal momento zero nel quale era impossibile anche fare un referendum, lo abbiamo celebrato, abbiamo fatto una bella trattativa, siamo entrati in Consiglio dei Ministri con la bozza d'intesa, adesso dicono che vogliono fare la discussione in Parlamento, ben venga, ma alla fine si dovrà firmare, perché ricordo che la legge dice che il governo ha l'obbligo di rispondere. Intanto stanno nascendo alcune iniziative pro autonomia, come quella lanciata su Facebook dall'ex assessore regionale Marino Finozzi per una manifestazione popolare e non partitica, chiarisce. Proprio perché il Presidente Zaia e il Ministro Stefani sentano il popolo veneto vicino in questo momento di difficoltà del progetto di autonomia. Credo che mai siamo arrivati così vicino al raggiungimento dell'autonomia in Veneto. Ancora da definire la data, inizialmente si era ipotizzato il 25 marzo, giorno in cui si festeggia la nascita di Venezia, ma cade di lunedì, spiega Finozzi, renderebbe difficile a molti parteciparvi e i tempi sono stretti. Come resta ancora da decidere la sede, che dovrà essere facilmente raggiungibile e in grado di ospitare una folla numerosa. Potrei liquidarla una battuta, che quello che lo strozza ingrassa è comunque un ulteriore elemento di promozione dell'autonomia e di far sentire che i veneti vogliono l'autonomia. E ovviamente molti veneti non saranno in piazza, saranno a casa, ma sono autonomisti. Altri movimenti si stanno mobilitando, come quello indipendentista dell'avvocato Morosin, che sempre sui social scrive: Indipendenza Veneta ora chiama il popolo veneto in piazza per difendere il voto del 22 ottobre 2017, che con un sonoro 98,1% di sì ha dato un verdetto politico che nessun governo può ignorare o ritardare. Facciamo tutti insieme, continua a scrivere, una storica unitaria manifestazione in Veneto. C'è chi invece avanza una proposta di tutt'altro genere. Il presidente del gruppo consigliare regionale Siamo Veneto, Antonio Guadagnini, ha richiesto oggi al presidente della prima commissione di calendarizzare quanto prima la sua proposta di legge regionale che preveda l'indizione del referendum per l'indipendenza del Veneto, perché, spiega, dato lo stallo venutosi a creare sull'autonomia, ho chiesto che venga discussa la mia proposta perché la ritengo da un lato un efficace strumento di pressione nei confronti dei ministeri renitenti e più in generale nei confronti di tutto quell'apparato di potere romano che sta ostacolando il percorso autonomista. E sempre sul tema caldo dell'autonomia, guardate che cosa ha fatto ieri sera in diretta Ring, il deputato del Movimento 5 Stelle d'Inca, mentre si parlava del controdossier dei pentastellati sull'autonomia. Mi dai gli appunti secondo che ho visto prima? Questo è il controdossier. Guardi che mi è arrivato da fonte attendibile parlamentare. No! C'è una telecamera per cortesia? Faccio vedere come funziona sta roba? Perché lei non condivide? Avevo capito. Ne ho altre copie che hanno scritto. Basta, stava più. Questa era preparata. Hanno scritto qualcuno per poter darci delle cure. Una calambata. No, guardi che questo arriva dai vostri parlamentari del Sud. Funziona così. Qualcuno del Sud ha fatto girare questo foglietto che sono preparati qualcuno del Sud. Io ci ho fatto dei discorsi insieme e tra l'altro l'accordo è scritto all'interno dell'accordo per il programma per il nostro governo di fare l'autonomia, e l'autonomia si fa. Ed ora parliamo della festa della Lega a Prato della Fiera. Tra meno di un mese l'evento torna a Treviso e intanto si fa il nome del sindaco di Treviso, Conte, per l'incarico di commissario nazionale del Carroccio. Il sindaco Mario Conte si starebbe disputando l'investitura a commissario nazionale della Lega con il capogruppo regionale del Carroccio Nicola Finco. Le voci che vorrebbero investito del nuovo incarico il primo cittadino di Treviso, forte del consenso popolare e di un filo diretto con il leader leghista Matteo Salvini, si rincorrono.
È lui stesso a stopparle, spiegando di essere intenzionato a impiegare le sue energie nell'amministrazione della città. In più il segretario federale Matteo Salvini mi ha dato anche questo incarico di responsabile degli enti locali del Veneto, che quindi è già un'altra grande responsabilità, e credo che possa bastare così. In Lega ci sono tante brave persone che possono ricoprire il ruolo del commissario nazionale, e quindi io supporterò il nuovo segretario che verrà indipendentemente dal nome. Treviso ha incassato semmai il ritorno della storica festa provinciale della Lega, in programma dal 21 al 24 marzo a Prato della Fiera. Location storica della festa della Lega torna a Prato della Fiera, quindi grande soddisfazione e grande orgoglio anche per la città di Treviso. Dopo aver riconquistato la città, adesso anche la soddisfazione di far ritornare questo importante evento per tutti i leghisti del territorio. Quindi adesso ci organizziamo con gli inviti e con la convinzione che tutti i big saranno protagonisti di questa grande festa in un momento straordinario per il nostro movimento. Auspichiamo che anche il segretario federale ci sia, e sono convinto che il nome di Treviso attrarrà la sua attenzione e ci sarà. Festa in cui i temi politici non mancheranno di certo quest'anno. In primis sicuramente l'autonomia del Veneto, che sta vivendo un periodo storico particolare, perché la vogliamo con grande determinazione, la vogliono i veneti e si sono già espressi con il referendum sull'autonomia, quindi sostegno al governatore Luca Zaia, e poi anche un bel resoconto del grande lavoro che il governo attraverso il ministro Salvini sta facendo. Quindi credo che i temi per questa festa ce ne siano in abbondanza, e quindi invito tutti a partecipare. Elezioni amministrative, il sindaco del comune di Ponzano, Monia Bianchini, ha deciso di rinunciare al secondo mandato, insomma non si ricandiderà. Le motivazioni di questa scelta, di natura esclusivamente personale, sono corroborate dalla continua difficoltà in cui si trovano gli enti locali, a partire dal progressivo e incessante limitare delle risorse economiche e umane disponibili, dal crescente incalzare delle problematiche e dalla contestuale esigenza di dare giuste risposte ai cittadini. La tanto sospirata autonomia, dice, sembra percorrere un cammino sempre più in salita, con tempi dilatati ed incerti, mentre le difficoltà e i problemi sono all'insegna dell'oggi. Mi auguro, termina, che quanto fatto e progettato da questa amministrazione non venga disperso. L'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica sta portando alcuni benzinai a richiedere per il rilascio del documento una commissione. Fardello non indifferente quello che i gestori delle pompe di benzina devono portare dopo l'introduzione dell'obbligo della fattura elettronica. Ha comportato un aumento di costi per i gestori notevolissimo. Tanto per capirci, se un cliente fa 50 euro e chiede la fattura elettronica, il gestore ha 1 euro di guadagno su 50 euro e circa 1 euro di costo della fattura elettronica, quindi non ha alcun interesse a vendere, oppure comunque lavora in pareggio o in perdita. Questo sta spingendo alcuni gestori a chiedere ai clienti un supplemento. La richiesta che fanno i gestori, che varia da 50 centesimi a 1,5 euro, in qualche caso 2 centesimi, è strettamente legata al costo che sostiene il gestore, quindi ogni gestore decide di sua iniziativa qual è il costo da applicare. Teniamo presente che comunque questi soldi il gestore li dichiara il fisco, e il cliente in ogni caso gli ha in detrazione dei costi, perché i soldi sono in fattura con una voce a parte, quindi tutto quanto a luce del sole. Si poteva combattere l'evasione in modo diverso, spiega Parin, con un impatto minore per i gestori. L'obbligo di fare i pagamenti tracciati con carte di credito e bancomat, quello ci sta. Poi si poteva usare il timbro, magari inserendo una numerazione progressiva nel timbro. È possibile, conclude alla fine Parin, ovviare alla richiesta di una commissione, e avanza una proposta che potrebbe però non convincere tutti. Si aumenta la benzina dell'importo necessario a coprire i costi annuali, che sono 1 centesimo o 2 centesimi, e che ovviamente il costo va anche a carico del cliente che non ha necessità della fattura, quindi diciamo che l'utente medio è quello meno tutelato, perché comunque non recupera i costi di carburanti. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Rieccoci in studio, ancora nessuna traccia dei decreti attuativi che avrebbero reso possibile erogare i risarcimenti già decisi dal governo per i truffati delle popolari venete. Le associazioni dei risparmiatori tornano a farsi sentire. Siamo al 9 di febbraio, questa è la settimana in cui si scrivono i decreti e si erogano i soldi. La settimana in questione è passata, così quella dopo e quella dopo ancora.
Da Roma nessun segnale. E Patrizio Miatello, voce ormai storica dei risparmiatori rovinati dal crack delle popolari venete, torna a incalzare una politica che finora non ha mantenuto la parola data. Probabilmente il vice premier Di Maio ha parlato in maniera forse un po' azzardata, perché questo fondo ha dei grossi problemi, lo vediamo perché non viene attuato, le promesse fatte purtroppo non sono state mantenute, ci auguriamo che ci sia la volontà politica di rimediare immediatamente, però ricordo che io ieri sono andato a Roma e non abbiamo ottenuto risposte, quindi sembra che questo governo stia brancolando nel buio. All'incontro in Consiglio regionale con le associazioni di risparmiatori oggi non erano presenti i consiglieri della Lega né del Movimento 5 Stelle. Questo appello è al governo, questo appello è al ministro Tria, al sottosegretario Villarosa, al sottosegretario Bitonci. Troviamoci, verifichiamo le problematiche, se ci sono problematiche risolvetele, ma fatelo subito. Appello raccolto dai consiglieri di Fratelli d'Italia e Forza Italia, che hanno presentato una mozione per sollecitare il governo a dar seguito agli impegni presi. Vogliamo che coloro che si sono assunti questi impegni li possano onorare, iniziando dal governo che sta emanando provvedimenti che non sono in linea con le aspettative dei risparmiatori e delle imprese che adesso sono chiamate a rientrare dalle esposizioni bancarie che corrono il rischio di fallire. Stiamo parlando di decine di migliaia di imprese, con conseguenze disastrose dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista occupazionale. Pochi iscritti alle prime delle scuole primarie, è un problema diffuso in tutta la regione, come ha evidenziato l'assessore Donazzani a Treviso. In 2 scuole il prossimo anno scolastico non ci saranno le classi prime. Ci sono i dati Istat a dirci che in Italia si fanno sempre meno figli e a confermarlo ogni anno con la chiusura delle iscrizioni alle classi prime delle scuole primarie il numero sempre più basso di bambini che si apprestano ad iniziare il percorso scolastico. Anche per l'anno 2019-2020 gli iscritti alle scuole elementari sono in calo e in alcuni istituti di Treviso non sarà possibile formare le classi prime perché non si è raggiunto il numero previsto dal Ministero di 15 alunni. È il caso ad esempio delle Masaccio, dove per il prossimo anno scolastico le sezioni inizieranno dalla seconda. La geografia è cambiata, come diceva lei, la Masaccio non parte nessuno prima perché gli iscritti si sono ridotti a poco più di 10. La diminuzione c'è solamente che geograficamente Treviso, le scuole del centro sono una calamita per il trasporto dei ragazzi e per raggiungere il posto di lavoro. E quindi facciamo meno testo forse nel centro storico rispetto all'esterno, però la diminuzione c'è. Situazione simile a Lettomaseo, anche qui niente prima il prossimo anno scolastico. Domani il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Felicent incontrerà i genitori per informarli, genitori che dovranno spostare i propri figli in altri istituti. Secondo l'assessore regionale Donazzani è necessaria un'inversione di tendenza, agendo su 2 fronti. Noi stessi a far più figli. Le amministrazioni a non pensare oggi che tutto si debba fare nella costruzione di grandi scuole. Oggi forse bisogna ristrutturare quelle piccole e fare in modo che gli insegnanti abbiano anche la possibilità di fare un percorso formativo diverso da quello che abbiamo avuto fino ad ora. Alessandra Cortesia riceverà dalle mani del Presidente Mattarella la nomina di Alfiere della Repubblica il 13 marzo. Emozionata ci dice: sono onorata di essere stata scelta. È semplice, un sorriso pulito. Alessandra Cortesia sa esattamente quello che vuole. Classe 2000, vicecampionessa olimpica di break dance. Il 13 marzo riceverà dalle mani del Presidente Mattarella l'attestato di Alfiere della Repubblica. È stata una notizia inaspettata, sono molto felice di questo premio, appunto, sono molto onorata del fatto che comunque sono stata scelta. La motivazione della scelta è chiara e dovrebbe diventare un esempio per i tanti giovani vittime di quel fenomeno che continua a crescere soprattutto a scuola, il bullismo. Il suo successo è frutto di talento ma anche di grande forza di volontà, dopo aver subito lo schermo e l'emarginazione da parte dei compagni per essere la più piccola della classe, oltre che una delle più brave. A scoprire quanto le stava accadendo è stata la madre. Io non ho parlato con nessuno, infatti appunto mi ha scoperta mia madre, ha scoperto delle lettere che mi scrivevano appunto le mie compagne di classe, dove c'erano oltre un sacco di insulti, anche non lo so, delle
delle cose da fare, del tipo portare gli zaini, prendere le note se loro le prendevano, prendere i voti più bassi dei loro. E se io facevo queste cose potevo rimanere nel loro gruppo di amiche, se no non avrei potuto essere loro amica. Quando ero piccola pensavo che ne valesse la pena, però poi cambiando mentalità ho detto che è meglio di no, va. Grazie al ballo è riuscita a ribellarsi e non subire più il suo sogno, arrivare sempre più in alto. Il mio sogno nel cassetto è semplicemente quello di girare per tutto il mondo con appunto il breaking, il mio tipo di breaking, e farmi conoscere il più possibile e diventare molto forte a livello mondiale, e ci sto lavorando. Alle vittime di bullismo dici di parlare con qualcuno, di non tenersi tutto dentro, ma anche cerca di fare le cose come meglio gli vengono, cerca di vivere appunto l'unica vita a pieno. Dico che tutti gli sforzi verranno ripagati prima o poi. E se avessi invece di fronte oggi le bulle, quelle che ti scrivevano, che cosa gli diresti adesso? Beh, gli direi da una parte grazie, perché diciamo che anche grazie a loro che ho trovato la sintonia giusta con la quale affrontare le cose, con la quale affrontare i problemi che ho avuto poi, che possono essere banali o più o meno. Poi non so, anche l'affinità che adesso ho col breaking è anche grazie a loro, insomma l'avrei trovata sicuramente, però non così subito d'impatto. E dall'altra parte gli direi che io sono arrivata fino a qui e sto facendo la mia strada, loro che strada hanno preso invece. Prima di chiudere vi ricordo questa sera 20:10 Camorra in Veneto, il manifesto contro le mafie, in studio Giovanni Viafora, Corriere del Veneto. Ed è tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Vacil di Breda, Treviso. Ben ritrovati al meteo. Prosegue il bel tempo, sarà infatti una giornata dal sapore quasi primaverile. Nel dettaglio, sul Veneto avremo un tempo asciutto e stabile grazie alla presenza dell'alta pressione. Il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutti i settori. Temperature minime comprese tra 3 e 5 gradi, massime molto miti tra 16 e 19 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà il bel tempo a dominare, il sole sarà protagonista della giornata, non sono infatti attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Il cielo si presenterà sereno su tutte le province. Temperature minime tra 3 e 6 gradi, massime comprese invece tra 14 e 18 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Poche novità, sarà soleggiato anche sulla nostra regione, dove il cielo si presenterà sereno quasi ovunque, salvo per qualche innocua velatura, specie sui settori settentrionali. Temperature minime tra 2 e 4 gradi, massime molto gradevoli, comprese tra 19 e 20 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Vacil di Breda, Treviso.